Buongiorno a tutti ragazzi, secondo degli esperti il supervulcano dei Campi Flegrei sarebbe prossimo a una sua eruzione. Ringrazio l'amico Nicolas Colazzo che me l'ha suggerito in un commento e mi aveva mandato anche un link che ho visto, quindi diciamo che è grazie a lui che ho fatto questo video, quindi lo ringrazio. Secondo gli scienziati credono che è imminente una sua eruzione. Ciao Giuseppe, ciao Domitinda, voglio dire. Diciamo che i Campi Flegrei, ragazzi, sono uno dei super vulcani più attivi da Napoli, più o meno una 12-13 km. Calcolate che qua ci abita circa 1 milione di abitanti, quindi ragazzi, qua se erutta sto coso fa paura. L'ultima sua eruzione, ragazzi, addirittura dobbiamo andare molto molto indietro, 1538, un evento abbastanza diciamo piccolo come per il tempo che era, quindi se lo farebbe adesso sarebbe colossale invece, perché nel 1500 non ci stavano tutte queste persone sotto a vedere diciamo i Campi Flegrei, ragazzi, quindi a quel tempo non ha fatto grandi danni, eppure ci sono stati danni. Farlo ora con 1 milione di abitanti, ciao Mariana, sarebbe una cosa colossale proprio. Quindi loro in effetti che cosa hanno fatto questi scienziati? Loro hanno preso gli analisi di prima e dopo dell'eruzione del 1538. Ciao Alessandro, ciao Mariana. E hanno fatto diciamo degli studi. Poi hanno preso adesso dei campioni di adesso e li hanno confrontato con quelli di allora in effetti e si trovano che queste fasi che sta facendo diciamo, questo vulcano diciamo, dei Campi Flegrei risulta essere come quello diciamo, che nel 1538 fece questa grande eruzione. In effetti che sta facendo? Sta accumulando magma, ragazzi, perciò ho messo questa fotografia della lava di magma, diciamo. In effetti sta accumulando più magma possibile e in effetti la caldera sotto si sta anche diciamo un po' come dire allargando, quindi sta camminando, quindi si sta facendo più grossa. Sì, lo so Silvia, queste è solo diciamo sono teorie che loro fanno, quindi però purtroppo sempre un po' hanno ragione loro comunque pensano che dal 1538 c'è stata, quindi ragazzi in effetti non c'è stata più un'eruzione di questi Campi Flegrei, quindi partiamo da questo, che nel 1538 Domitilla quante persone ci stavano, parliamoci chiaro. Adesso vedi quanti ci sono 1 milione di abitanti là sotto, quindi lascio immaginare che succede. Quindi poi ragazzi partiamo dal presupposto che noi parliamo di Napoli, Napoli. Ragazzi, questo coso è rutta, questo non è un problema di Napoli, ragazzi, perché qua siamo convinti che il problema è dei napoletani, oppure di me che sono di Salerno, oppure di Avellino, no. Il problema dei Campi Flegrei è a livello mondiale. Quindi in effetti non è un problema della Campania oppure un problema dell'Italia, è un problema generale. Sì, ma guarda Aurora, Silvia, io credo a quello che decide, io rispetto le vostre decisioni, che voi credete che è Dio che decide, ma non si mette in dubbio, però qua si parla purtroppo di eventi e tutto, quindi può tornare Dio, non può tornare Dio, comunque l'eruzione è possibile. Ma purtroppo Domitilla è 1 milione di abitanti, non si possono evacuare, come fai? E piglia non succede niente per 10 anni, ti faccio un esempio, Domitilla. Cioè non puoi evacuare una zona con 1 milione di abitanti non sapendo il periodo davvero che lo fa. Può succedere oggi, ciao Domenico, può succedere domani, fra 10 anni, 50 anni, chi te lo dice? Qua nessuno lo sa, nemmeno gli scienziati, cioè l'eruzione, nessuno è in grado di
dire oggi, domani, fra 5 anni. Qua stanno solamente dicendo che ci sono tutti i presupposti che è possibile un'eruzione imminente, e questo è quello che ti dicono. Poi non ti dicono, cioè, che può succedere oggi, non ti daranno mai una data, parliamoci chiaro, perché questa qui in effetti sarebbe non lo possono fare perché è vietato proprio farlo. Io non posso dire oggi sarà l'eruzione a Napoli, oppure uno scienziato famoso dice domani è così. No, non esiste, ragazzi, quindi non esiste che dicono domani, dopodomani, non danno mai una data, dicono solamente che è prossima una sua eruzione, perché ci sono tutti i presupposti perché possa esplodere. Sì, questo sì, Domitilla, io se fossi a loro io mi sposterei un po', perché guarda, mo ti dico una cosa, io sto a Salerno, no? Se esplode questo coso, pure io devo scappare e scendere giù verso la Calabria, perché qua comunque arriverà pure a Salerno, e io sto a 50 km, non è che sto 1 chilometro vicino, eppure non sto bene neanche io qua, quindi anche io dovrò cercare con qualche mezzo di spostarmi da qua, quindi figuriamoci chi abita là sotto, ragazzi. Qua si parla che Salerno, Agropoli, che ne so, Cava dei Tirreni, Avellino, stanno tutti in pericolo, a parte i napoletani, Poi c'è il lato di sopra, di Roma. Sì, però i vulcanologi sanno che sotto si sta muovendo il magma, che diciamo che cammina, sta cercando qualche uscita. Questo qui è quello che possono dire. Loro non ti diranno mai. Tu hai visto sul Vesuvio, perché l'osservatorio vesuviano vuole andare via? Non so se tu hai letto qualche parte oppure qualche che dobbiamo essere io e Elena. Quindi ragazzi non possono dire, in effetti l'osservatorio vesuviano vuole andare via, quindi qualche cosa non va che loro dicono così, quindi non lo so. Quindi l'osservatorio ha detto che si vuole spostare, quindi qualche cosa. No, 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 ora no, no, no. Questo è uno studio di 2 giorni fa, in effetti. Un amico, un nostro iscritto mi aveva detto di questo fatto, io adesso sono andato a controllare un po' la situazione, ho fatto il video. Mi aveva detto un Nicolas Calò che frequenta il nostro canale qua, e ho trovato il link che mi ha mandato lui, poi ho cercato gli altri pure link, altri link, e comunque è vero, diciamo, questo studio, quindi è uno studio di scienziati in effetti che, analizzando, diciamo, i campioni, diciamo, di terreno di allora e di oggi, pare che siano uguali le condizioni favorevoli dell'epoca, quindi questo è quello che loro volevano dire. Poi il magma sta crescendo sotto, in effetti la caldera si sta facendo più grande, quindi prima o poi, dicono loro, da qualche parte pure dovrà uscire sta roba, quindi è questa la teoria che loro dicono. Poi è capace pure che non succede nulla, ragazzi, quindi loro purtroppo dicono accumula, 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 qualche parte pur dovrà uscire prima o poi. Quindi in effetti questo magma si sta accumulando in modo proprio pesante. Quindi prima o poi dovrà uscire questo magma, ragazzi. Ma nessuno sa nulla al finale. Guarda, queste sono notizie che, vedi, pochi di noi lo sanno, vedi, fanno un articolo, fanno 2 articoli e poi basta, finisce e muore lì. Poi qualcuno come me lo mette su YouTube, poi muore di nuovo la notizia, ragazzi, così funziona, non ci stanno santi. Ma hanno fatto questo articolo, hanno fatto 3-4 articoli, il tempo 10-15 giorni, ragazzi, e finisce tutto. Un'altra volta ti hanno clonato. Sì, sì, Lupus, parlano solo diciamo, come non le dico che sono scemerie, però si parlano sempre di cose, ma non cose di donne, in effetti, come si chiama, Tempesce Island, quelli che si riempiono di corna e si vedono questi programmi, cioè io non lo so.
Guarda, io non c'ho nulla contro questi programmi, però là vedere queste, queste persone che si tradiscono, che, che reality è. Quindi poi Grande Fratello che fa, cioè alla fine veramente è un casino, e se lo guardano la gente. Ma sì, mi è ridicolo, mi dirla, ma ultimamente ho visto una cosa così quando vado da mia mamma, che pure mia mamma segue queste cose, e la sera eh, vedono questi che tradiscono le fidanzate, le fidanzate tradiscono i ragazzi, e si chiamava Tempesta Island, una cosa così. Cioè, che me ne importa a me se quella ha tradito lui o se lui ha tradito lei, cioè a me che me ne importa? Che notizia è? Cioè, è ridicolo questi programmi, eppure vanno forte, ragazzi. È strano, ma sono seguitissimi. Se parli con loro, sono programmi che attirano un sacco, quindi non so cosa ci trovano. È vero, la gente forse piace vedere queste cose strane, non lo so. A me, ad esempio, mi piacerebbe più vedere un documentario, qualche cosa di utile, ma questi, boh, non lo so, siamo diversi. Ma a parte Sozze, a parte queste cose qua, ma il Grande Fratello quando lo fanno, che fanno al finale? Quindi al finale io non dico che, ma un po' di informazione, guardati un telegiornale, ciao Mazziatta, guardati che vuoi tu, ma non quello. Dopo controllo, Patti, non ti preoccupare. Dopo un attimo quando termino questo video vado a vedere. Quindi ragazzi, diciamo che non è imminente l'eruzione, però la parola imminente significa oggi, domani, fra 10 anni, fra 20 anni. Qui è come la Bibbia, nessuno sa quando vedrà il Padre, no? E così è pure, grazie Masiacco, altrettanto, quindi altrettanto pure queste cose qua non sappiamo mai quando arriverà, perché se lo sapremmo ragazzi. Silvia, mi dispiace, ma devo toglierti. Non mi piace come ragioni. Guarda, sul mio canale non voglio gente che dica speriamo che venga questa cosa. Quindi, ragazzi, non ditemi nulla. L'ho eliminata questa signora. Non so chi sia, però dire che deve venire per purificarci non mi pare una cosa bella nei confronti di nessuno. Quindi non so chi sia, ma non mi interessa proprio. Però dire queste cose nel mio canale io non le accetto. Sì, sì, Graziano hai ragione, in effetti, non si sa quando viene, quindi anche questa eruzione non saprai mai quando avverrà. Io vorrei sapere queste persone che commentano perché dicono che deve venire la fine del mondo, dobbiamo morire, cioè voglio dire io, ma che problemi avete, dico. Quindi io automaticamente io ho un blocco ragazzi sulla chat, sulle live. Sì, come dirla, una mi ha scritto poco fa, speriamo che venga e moriamo e morite tutti, cioè ma ti rendi conto, no? E io subito l'ho cancellato dal canale, cioè questi veramente ho capito che fa caldo, però un po' di educazione ci vuole. E quindi posso fare a meno di uno, quindi che faccio 80.300 non fa nulla, però sì, sì, ma a parte che ma ci possono pure io, allora io rispetto a loro, però non mi devono commentare sul canale, morirete tutti. Oh. Ciao Letizia, ciao. Quindi ragazzi, in effetti qua, come ha detto pure tutti quanti, nessuno lo sa quando accadrà. Purtroppo gli scienziati anche loro non lo sanno, figuriamoci noi poi. Loro hanno detto è imminente l'eruzione perché ci sta accumulando troppo magma. E la paura loro è giustamente dicono, deve uscire da qualche parte, oggi, domani, fra 10 giorni, fra un anno, non si può sempre accumulare. E quindi hanno fatto uno studio e ci sono le condizioni favorevoli dell'epoca che ha fatto quell'eruzione e con le condizioni di adesso bravo Domenico, potevo fare pure così. Quindi ragazzi vi auguro una buona proseguente di giornata,
Se saprò altre notizie su questi campi flegrei che fanno davvero paura in effetti, perché questi sono mostruosi, quindi ma non lo so, guarda, ho bloccato adesso uno che scriveva la fine del mondo, queste cose qua. Ciao Adriano, ha detto morirete di tutti e quindi l'ho cancellata subito, quindi in effetti ragazzi, una figurata, grazie a voi ragazzi. Allora ragazzi, stavo dicendo in effetti, sì sì Letizia, io sto a Matierno qui a Salerno, sì sì, io sto sopra Fratte qui, quindi pure io sono di Salerno in effetti. Qui a Matierno perlomeno si muore di caldo, quindi ma a Salerno è peggio ancora, sulla lungomare non si può stare proprio. Io non so chi a questo da chi ci può stare, ma non lo voglio neanche sapere. Io da qua vedo il lato del lungomare, ma se non si fanno le 7:30, 8 chi scende da sopra? Quindi non ci penso proprio. Quindi ragazzi, se saprò qualche cosa, perché ripeto, questo è un super vulcano, ragazzi, questo se erutta, questo è capace di cambiare il clima a livello mondiale, ragazzi, non è un problema di Napoli oppure di Avellino, Salerno e via discorrendo, ragazzi, questo cambia il clima a livello mondiale. Quindi vedete, questo è come Yellowstone in effetti. Dopo controllo Adriano, non ti preoccupare. Quindi questo qua è come quello di Yellowstone in America, uguale, non cambia nulla, sono uguali, sono tutte e due pericolosi uguali ragazzi, quindi è meglio che sti cosi stiano a tacere proprio, belli fermi fermi. Ragazzi vi auguro un buon proseguimento, se avrò qualche altra notizia o riesco a sapere, sì sì sto vedendo Letizia, non ti preoccupare, però risulta ancora che sta andando in fiamme, però voglio prendere una notizia diciamo più recente perché comunque non stanno aggiornando bene, eppure sto andando su siti anche russi, non è... come so qualcosa aggiornerò pure quello là in Russia, già l'avevo detto, però purtroppo qua notizie non ne arrivano proprio neanche dai siti diciamo russi, quindi in effetti nascondono tutto diciamo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo e mi raccomando, buona giornata a tutti. Dopo controllo tutti questi qua che hanno... Sì, si mangia mai. Vabbè, quelli mangiano sempre, quindi come dirle è normale. Questi se ne importano tanto, tanto quando verrà la fine del mondo si mangiano i soldi poi. Vabbè, Domitilla, Massiac, un saluto a tutti, Avvocatello un saluto a tutti, ci sentiamo più tardi ragazzi.